Donna, età media 48 anni, mansione più frequente, assistente a persone non autosufficienti. È la fotografia del lavoratore domestico tipo in Toscana. Nella nostra regione risultano regolarmente assunti 74.500 collaboratori familiari, per il 77% stranieri, soprattutto dall'est Europa, con una spesa complessiva annua per le famiglie toscane di 634 milioni di euro per stipendio, contributi e TFR. Sono alcuni dati della ricerca condotta dall'Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico. Il dato più interessante ed è in controtendenza con i dati nazionali, è che la regione toscana vi sono più badanti rispetto alle colf. Un settore, quello del lavoro domestico, nel quale la componente irregolare sul totale è vicina al 60%, denuncia l'associazione Domina, che al governo lancia una proposta. Che possa dare la possibilità di portare in deduzione non solo i contributi ma l'intera retribuzione. Ogni badante l'anno costa circa 16.000 euro. La possibilità di portare in deduzione la retribuzione vorrebbe dire mettere nelle tasche delle famiglie in difficoltà 1.000 euro.